radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Va ora in onda Filo Diretto. Eccoci ben trovati qui da Narda Frisoni nella nostra rubrica Dalle parole ai fatti. Partiamo subito con le news che ci arrivano direttamente da Roma. Oltre ai vari no dei 5 Stelle che in questi giorni stanno, tenendo banco sulle pagine dei giornali, la Lega sta comunque andando avanti per portare a termine le proprie battaglie. Una in particolare, a mio parere, merita attenzione. Infatti, proprio 2 giorni fa in Senato è stato approvato il Codice Rosso, decreto diventato legge che istituisce procedimenti penali più veloci ed un generale inasprimento delle pene per i reati di violenza domestica e di genere. Ne parliamo oggi con l'onorevole Francesca Gerardi. Buongiorno onorevole. Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno, allora, componente della 6ª Commissione Finanze e della Commissione parlamentare per la semplificazione. Assolutamente sì, ma ho avuto l'onore e il compito anche alla Camera di fare la dichiarazione di voto quando il provvedimento del Codice Rosso è passato in aula, quindi per me è stato un onore e soprattutto anche una forte emozione, perché finalmente per la prima volta, dopo che si è tanto parlato di tutela di vittime di violenza, di donne e bambini, ma non si è mai arrivati a istituire delle pene severe e certe, finalmente con il governo del cambiamento e soprattutto grazie al ministro Salvini e al ministro Bongiorno siamo riusciti finalmente a tutelare tante donne e tanti bambini che sono vittime di maltrattamenti. Assolutamente. Onorevole, com'è articolato questo provvedimento? Allora, il provvedimento è articolato in una maniera molto ligia. I punti salienti più importanti noi troveremo inasprimento per i reati di violenza sessuale, quindi dai 5 ai 10 anni come di solito era in precedenza, adesso siamo arrivati anche ad un massimo di 12. Abbiamo introdotto il reato dello sfregio del volto, abbiamo inasprito le pene per la violenza sui bambini fino a 24 anni di reclusione. Denunce e indagini avranno una corsia preferenziale, quindi saranno più rapide nei casi di violenza sulle donne. Obbligo di ascoltare una vittima di violenza entro 3 giorni dalla denuncia. Stop ai matrimoni per coercizione e soprattutto una nuova forma di reato che purtroppo sta prendendo molto piede, che è il delitto del revenge porn. Esattamente, infatti volevo proprio chiederle informazioni su questo, perché diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi casi, no, su questa tipologia di reato. Beh sì, il revenge porn è un reato che esiste già da qualche anno e purtroppo molti fatti di cronaca ci hanno dimostrato che sempre più sta prendendo piede, ma non è mai stata creata una norma adatta che potesse comunque sentenziare oppure condannare chi diffonde materiale pornografico oppure momenti privati senza consenso della persona interessata, o anche attimi di video di organi sessuali oppure video a contenuto sessuali. Sono state inasprite le pene, quindi comunque è stato dato anche un massimo di pena importante e sono state anche messe delle sanzioni peculiari da 5 a 15.000 euro, anche perché purtroppo questo è un reato che nella fattispecie è nato anche tra i più giovani, che magari attraverso l'utilizzo peraltro. Sì, assolutamente, attraverso l'utilizzo molto spesso dei social, che comunque è un veicolo molto veloce per la diffusione di questo tipo di immagine, magari poteva nascere come uno scherzo, ma purtroppo ha portato anche a degli epiloghi molto dolorosi, con casi addirittura e tanti di suicidio purtroppo della vittima interessata. E quindi abbiamo deciso di inserire questo tipo di reato a tutela proprio di chi purtroppo viene colpito da questo dramma. È un vero e proprio dramma, peraltro. È un vero e proprio dramma, perché comunque anche a livello psicologico purtroppo la vittima viene inibita e successivamente può arrivare anche a compiere degli atti estremi. Certo, perché anche a livello sociale poi comunque si creano indubbiamente delle situazioni di forte disagio, pertanto in un modo o nell'altro diciamo che si viene fortemente condizionati. Sì, e c'è anche un altro aspetto, che la pena viene aumentata di 1/3
se i fatti che vengono commessi di revenge porn sono ai danni di una persona con inferiorità fisica o psichica, quindi anche in caso di disabili che molto spesso abbiamo visto sono vittime di questi atti. Esatto, quindi un'ulteriore tutela, diciamo, un ulteriore occhio di riguardo. Allora, parlavamo poc'anzi di indagini più veloci, ma sarà effettivamente così secondo lei? Le indagini potranno essere più veloci? Beh, io credo che la magistratura in questo senso debba anche muoversi, anche Certo. perché è il loro mestiere. Esatto. Questa è una frase che per me cioè per chi magari ascolta può sembrare molto dura, ma io credo che la magistratura debba fare il proprio lavoro. Non è possibile che dal momento di una denuncia passi un anno prima che ci sia la prima udienza di un processo per violenza fisica. Quindi entro 72 ore intanto il pubblico ministero deve comunque ascoltare la vittima e immediatamente comunque emettere un provvedimento e un'ordinanza restrittiva nei confronti, certo, del carnefice, anche perché succedeva un'altra cosa, e questo noi lo abbiamo segnalato e soprattutto lo abbiamo migliorato nel provvedimento, che molto spesso vengono emesse delle ordinanze restrittive, quindi il carnefice non può avvicinarsi entro un raggio di un certo di alcuni metri dalla vittima, e molte volte questa misura decadeva per motivi amministrativi, e quindi capitava che la vittima molte volte si trovava il proprio carnefice sotto casa senza saperlo, e quindi credo che informare la vittima dell'evoluzione giuridica che hanno questo tipo di procedimenti sia fondamentale anche per la propria sicurezza. Assolutamente. Le leggo un commento di Lucia Annibali, l'avvocato di Pesaro e deputata PD, sfregiata con l'acido da 2 uomini su ordine del suo ex fidanzato, che in un'intervista all'Huffington Post ha detto che il provvedimento è insostenibile e inefficiente. Secondo l'Annibali, infatti, è impensabile che a parità di organico gli uffici dei PM possano soddisfare l'obbligo dei 3 giorni fissato nel testo, e bisognerebbe punire tutti gli sfregi, non solo quelli al volto. Non penso che una persona deformata in volto perda l'identità. E poi sul piano della tecnica normativa sembra si dica che alcuni tipi di lesioni sono più importanti di altri, che magari hanno un'eco mediatica inferiore e dunque vengono considerati meno rilevanti. Io non avrei introdotto un altro reato, piuttosto avrei agito sulle aggravanti. Cosa si sente di rispondere? Guardi, io ho seguito i lavori anche in Commissione Giustizia, anche appartenendo ad un'altra commissione, perché ero toccata molto da questo tipo di provvedimento. Io credo che anche un semplice graffio, quindi non c'è bisogno di arrivare allo sfigurare un volto, credo che lasci delle ferite, al di là dell'aspetto fisico, lasci delle ferite laceranti all'interno dell'anima, perché purtroppo una donna che viene colpita da questo tipo di atti purtroppo non li dimenticherà a vita. E anche una stretta di mano più forte o anche un abbraccio più forte può creare comunque difficoltà anche di relazione per una donna che comunque si reinserisce nel tessuto sociale dopo aver vissuto una situazione del genere. Io, e l'ho dichiarato anche in dichiarazione, l'ho detto anche in dichiarazione di voto, purtroppo so che cosa vuol dire, perché anch'io sono stata vittima di violenza, e quindi so che cosa vuol dire, e so con quanta difficoltà ci si rimette in piedi, anche se però purtroppo le ferite dell'anima restano sempre, ma bisogna andare avanti. Quindi credo che pene più severe e soprattutto andare a coprire tutte le varie sfaccettature che possono essere di una violenza, dalla più grave alla più semplice, sia importante per dare finalmente una tutela a chi purtroppo molte volte non può più far sentire la sua voce. Assolutamente. Vabbè, insomma, lei è un grande esempio a questo punto, no? Perché si è impegnata personalmente nonostante, diciamo, aver subito direttamente. Assolutamente sì. Quindi stavo è ancora più purtroppo la vita, e quindi sono una miracolata, così mi fu detto dal magistrato. È stata anche molto brava lei probabilmente a riuscire a uscire da una certa situazione. Io ho avuto la possibilità di esserci, e quindi sono in un luogo dove poche persone hanno il privilegio di essere, e quindi devo farmi anche portavoce di chi purtroppo voce non ha più. È giusto, è il compito della politica. Quindi complimenti ancora, davvero. Io la ringrazio molto anche per questa testimonianza, che non è da poco peraltro, perché probabilmente riuscire a parlare anche delle problematiche che sono state, diciamo, che si ha subito in pregresso non deve essere facile. Poi lei è giovanissima, super attiva, molto brava, io la seguo, e quindi insomma è
è un grande Diamo da sprone fare. per tutte le donne e speriamo appunto di riuscire ad aiutarne sempre di più, perché questo provvedimento Sempre. comunque va in tale direzione. Siamo chiamati a fare questo. Esatto. Grazie a voi. Io la ringrazio tanto, un Grazie. forte abbraccio e le auguro un buon Grazie fine settimana. mille. Spero di risentirla Grazie. presto. Grazie presto. mille, arrivederci. Buona giornata a tutti. Anche Grazie. a lei, grazie. Allora, nel frattempo che aspettiamo il nostro secondo ospite, direi di parlare di un po' di quello che è successo per quanto riguarda il decreto sicurezza bis, che è stato approvato dalle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera e diciamo che ha provocato non poco, diciamo, sconcerto, no? C'è stato qualche piccola, diciamo, momento di tensione. Comunque, diciamo che introduce questo decreto sicurezza bis l'arresto obbligatorio in flagranza per il comandante della nave in caso di resistenza o violenza contro una nave da guerra. Insomma, diciamo che ci rifacciamo un po' alla questione della Sea-Watch 3 che ha tenuto banco negli ultimi giorni. È passato anche all'emendamento della Lega che porta da 150.000 euro fino a 1 milione le multe per le navi che violano il divieto d'ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane. Nel provvedimento iniziale che è all'esame delle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera, il range delle sanzioni era di 15.000 a 50.000 euro. Via libera inoltre anche all'emendamento del Movimento 5 Stelle che prevede che le navi sequestrate in via cautelare possono subito essere affidate a polizia, capitaneria di porto o marina militare. Se la confisca diventa definitiva, le navi diventano patrimonio dello Stato. Abbiamo in linea il nostro ospite? Ok, fra un minuto, quindi adesso vado un attimo avanti, vi leggo ancora qualche cosa. Intanto anche il PD, dopo Liberi e Uguali, ha deciso di abbandonare i lavori delle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera che stanno esaminando il decreto sicurezza bis. La decisione è stata presa dopo l'ulteriore contingentamento dei tempi della discussione disposti all'ufficio di presidenza, passando da 5 minuti a 3 e da 1 minuto e 30 secondi per gli interventi a titolo personale. Ora a seguire i lavori tra i diciamo, contrari al decreto è rimasto solo Riccardo Maggi di Più Europa. Allora, intanto introduco un po' il prossimo ospite che io sono particolarmente felice di avere qui con noi, è il vice ministro Massimo Garavaglia, che è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. È stato un processo che è durato quasi 3 anni con altri 11 imputati, tra cui l'ex vicepresidente della Lombardia Mario Mantovani, che venne anche arrestato nell'ottobre del 2015. E il vice ministro all'economia e il leghista appunto Massimo Garavaglia ne esce con una soluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Così un'accusa di turbativa d'asta su una gara per il servizio di trasporto di Alizzati del 2014 quando era assessore lombardo all'economia e che in caso di condanna poteva avere effetti sul suo ruolo nel governo è stata cancellata dopo il dibattimento di primo grado. Allora lo abbiamo qui con noi, buongiorno vice ministro. Ciao, buongiorno a tutti. Che piacere ritrovarla, sono particolarmente contenta, assolutamente, puoi sentirla così gioviale e così felice. Ma io sono sempre felice. Sempre, vero, confermo. Devo dire di sti giorni un po' di più. Come sì, si sente? Sì. Come si sente? Ci dica un po'. Allora, la sincera verità. Sì, assolutamente. Lei è sempre sincero, quindi. No, la sincera verità è molto più rilassato, molto più sereno, molto più tranquillo. In realtà io sono sempre stato sereno e tranquillo perché come diceva la buonanima di mia mamma, se fai del bene alla fine trovi solo del bene. Sì, torna indietro. Il problema è quando. Sono stati 3 anni un po' lunghi, diciamo, vero? Esatto. Però vabbè, e alla fine poi quando arriva il bollino che dice sì, effettivamente tutto ok, uno è molto più sereno e rilassato e può iniziare, come dire, può tornare a fare quello che fa sempre con più grinta e non avendo quel disturbo che ogni tanto ti fa dormire male. Immagino, anche perché saranno state qualche notte insonne l'avrà fatta anche lei purtroppo di succo per questa situazione, anche se diciamo non ha mai perso la speranza o l'ottimismo, comunque immagino che sono situazioni che un po' pregiudicano, insomma, infastidiscono, ecco. Ma ti dirò che onestamente se uno è tranquillo che ha fatto bene, è tranquillo che ha fatto bene. Poi
io non ho mai avuto dubbi che alla fine finisse bene. Certo. Il problema è che ti può durare 3 anni, 4 anni, 10 anni. Quello, infatti. Cioè è quello il problema, è il problema numero uno. Sì. E il problema è che cosa fai nel frattempo. Perché il casino non è tanto questo, perché i magistrati fanno il loro lavoro, ci sono delle leggi, le devono applicare. Certo. Il problema è il casino che si fa intorno. Io mi ricordo, ero in Regione Lombardia, c'era qualcuno che ti diceva dimettiti perché era arrivato l'avviso di garanzia. Sì, cioè. Adesso ho capito tutto. Bene tutto, Ma se io però... all'epoca mi fossi dimesso, vabbè, c'era un altro assessore in Lombardia, c'era un altro in Parlamento, c'era un altro al Ministero dell'Economia, sicuramente avrebbe fatto molto meglio di me. Ma il tema è giusto? Non credo proprio. No, non è giusto assolutamente, anche perché comunque, questo è il problema. artisti. Il problema vero è tutto qui, non è quello che fa la magistratura, che fa il suo mestiere. È il casino che si monta intorno. Certo, sì. Sono i famosi rumor che poi dopo mettono in difficoltà anche il lavoro delle persone, perché comunque appunto non si è sereni. Vabbè, però pazienza, dai, noi siamo, come dire, abbiamo le spalle larghe. Direi abbastanza. Però lei non si arrende mai e adesso riparte con ancora più grinta, cioè non si è mai assolutamente abbattuto, quindi adesso riparte con ancora più leggerezza, ecco, diciamo così. Sì, però siccome guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, okay. Allora, devo dire che dopo un po' di tempo alla fine me l'ero messo via e dormivo sereno. Okay. Però l'ultima settimana prima della sentenza, adesso va bene tutto, non dormivo sereno e mi svegliavo la notte. Però c'è un lato positivo, perché di fatto le cose più... Insomma, il cervello lavora bene la mattina presto. È vero. Il fatto di svegliarmi alle 4:35 fisso ultimamente mi ha consentito di mettere in piedi un'ipotesi di riduzione dell'IRPEF, della flat tax, che secondo me piacerà a tutti. È un mix è di uno tutto scoop, allora. Allora, me lo tengo buono, ma secondo me alla fine il bicchiere mezzo pieno prevale. Qualcuno comincerà a tremare allora, secondo me. Vabbè, ma lei è sempre iperproduttivo, quindi sa far benissimo il suo lavoro, è sempre comunque presente, disponibile, quindi sono convinta che anche questa idea che ha realizzato andrà sicuramente per il bene dell'Italia, come sempre del resto. Vabbè, uno che fa politica lo fa per passione, per missione, cioè la politica missione a volte, Madonna, nel buon vecchio latino amministrare tradotto significa servire ai tavoli, cioè mettersi al servizio, e quella è far politica, è la roba più bella e impegnativa che ci possa essere. E infatti il mio rammarico è che tanta gente si allontana perché ha paura. Non va fatto proprio perché è la cosa più bella che si può fare, mettersi al servizio degli altri. Bene, caspita, quindi speriamo di convincere molti a mettersi in gioco come ha fatto lei e a continuare ad andare avanti nonostante le difficoltà. Chissà. Questo sarà un po' più difficile perché onestamente io capisco chi dice chi me lo fa fare. No, devo dire che vabbè, io perché ho una famiglia fantastica, ma una famiglia normale mi avrebbe già detto. Tra l'altro lei è anche in netta minoranza, mi risulta, perché giusto, moglie e due figlie femmine, quindi lei è minoranza assoluta. No, c'ho anche un gatto castrato. Vabbè, quindi, non vale. Quindi proprio non c'è partita. No, è assolutamente in netta minoranza, vabbè. No, quindi sicuramente la famiglia aiuta tanto, poi soprattutto. Molto, no, è fondamentale. Senza una famiglia che ti aiuta quando sei in difficoltà dove vai. Però questo vale per tutto, non vale per la politica, vale per tutto, perché gli alti e bassi nella vita ci sono sempre. Se non hai una spalla, dove vai? E infatti questa cosa che si voglia mettere un po' in discussione proprio l'istituto della famiglia non va bene. No, assolutamente. Se non sei almeno in due, ogni tanto hai bisogno di qualcuno che ti tira in piedi, non ce la fai. No, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Va bene, Vice Ministro, insomma io la ringrazio perché sono contentissima di averla ritrovata dopo così tanto tempo, speriamo di poterla riavere presto qui con noi. Quando volete. Siamo tutti molto contenti, quindi le mandiamo un abbraccio virtuale da tutti i nostri ascoltatori.
Grazie. E io ringrazio tutti e Grazie. vorrei abbracciare tutti quanti, uno alla volta ce la facciamo. Secondo me sì. Grazie Vice Ministro, grazie buon ancora, lavoro. arrivederci, grazie mille. Bene, benissimo, che bello poter aver parlato insomma col Vice Ministro Garavaglia, che dopo questa assoluzione lo abbiamo sentito particolarmente sereno, così siamo un po' più sereni anche noi. Il governo si spera riesca appunto ad andare avanti nonostante le difficoltà diciamo che ci sono state in questi ultimi giorni. Non sarà facile, ma insomma vediamo che cosa succede. Chiedo alla regia se mi fa prendere una boccata d'aria e mi manda uno spot o qualcosa. Grazie. Eccoci qua, tornati per i saluti. Oggi purtroppo abbiamo fatto questa puntata un po' short, ma prossima settimana ci dedicheremo un'ora intera. Il Vice Ministro Garavaglia mi ha detto che tornerà presto ospite, quindi noi lo aspettiamo, così come l'onorevole Francesca Gerardi. Allora, vi auguro a tutti voi un buon fine settimana, si preannuncia un fine settimana molto caldo, anche qua dentro oggi la temperatura è abbastanza alta. Va bene, un saluto anche dalla nostra regia che vi sta salutando, buon weekend da Narda Frisoni, ci vediamo la prossima settimana. Avete ascoltato Filo Diretto.